sta vivendo un periodo molto frizzante. Il mese scorso abbiamo visto il comunicato stampa del governo che dichiarava che nel 2024 c'è stato il record di presenze nel nostro paese con quasi 500 milioni di pernottamenti, cosa che pongono ormai l'Italia al vertice del turismo europeo e mondiale. E in particolare anche la nostra regione Veneto, avete visto la settimana scorsa, con 73 milioni di presenze, abbiamo superato di quasi 1,5 milioni di presenze i dati del 2023 e anche i dati del 2019 che vengono presi sempre come benchmark di riferimento. Quindi se da una parte però possiamo gioire dal punto di vista marketing commerciale, nel senso che fortunatamente gli ospiti gradiscono venire nel nostro bel paese, nella nostra regione, d'altronde però non possiamo nasconderci dal fatto che le nostre imprese, sia a livello regionale che a livello nazionale, se pensiamo soprattutto a quelle turistiche, hanno la necessità di rivedere e rivisitare i propri modelli organizzativi, di crescere sia dimensionalmente che qualitativamente e soprattutto di efficientarsi e di allinearsi ai nuovi asset e alle nuove direttive della comunità europea che sapete per step abbastanza veloci, la prima scadenza ci sarà già nel 2030, però avranno la necessità fondamentalmente di omologarsi rispetto alle 5 grandi tematiche di sviluppo dell'Unione Europea, che sono quelle dell'accessibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità, di avere un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai cittadini e un'Europa più interconnessa. Rispetto, diciamo, a questi asset di sviluppo dell'Unione Europea sono stanziate molte risorse, abbiamo già visto nel periodo del Covid con i primi progetti del Ministero del Turismo, il progetto IFIT e Free Tour e con le risorse del PNRR che finalmente anche nel nostro settore turistico, in particolare quello ricettivo, stanno arrivando delle risorse che in precedenza non avevamo mai visto. In più anche la programmazione europea, le politiche di coesione 2021-2027 destinano per questi 7 anni di programmazione comunitaria circa 1,5 miliardi di euro proprio per lo sviluppo e per poter migliorare la competitività delle nostre imprese. In particolare oggi parleremo, come avevamo già fatto in qualche nostro appuntamento precedente, di una misura importantissima che destina a livello italiano 6,3 miliardi di euro e in particolare stiamo parlando dei bandi legati alla transizione 5.0, quindi risorse molto importanti che fondamentalmente mirano a dare una maggior sostenibilità e una maggiore innovazione alle imprese e in particolare alle imprese del turismo. Uno degli obiettivi che ci siamo posti anche come Federalberghi Veneto è quella di poter supportare le imprese nel proprio efficientamento energetico e velocizzare la transizione verso le energie rinnovabili. Nel corso di questo webinar avremo il piacere di ascoltare 3 interventi molto importanti. Il primo intervento sarà di Fabio Borsato di Fidimpresa Friul Veneto, quindi probabilmente è uno dei primissimi webinar del nostro consorzio Fidi che si è, diciamo, unito tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e che quindi dà la possibilità alle imprese di, diciamo, utilizzare linee di finanziamento per venire incontro allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle proprie imprese. E poi avremo 2 partner importanti di Federalberghi Veneto, il primo Schneider Electric, con il quale già da qualche anno discutiamo di quale sarà l'albergo del futuro e di quali sono i sistemi per poter migliorare appunto l'efficientamento sia energetico che poi anche funzionale delle imprese, con 2 manager, Matilde Zanotti e Andrea Brignone, che in particolare ha un ruolo molto importante in Schneider Electric perché è l'Innovation Advisor Coordinator. Sapete che Schneider è una società multinazionale, quindi insomma
abbiamo il piacere di poter ascoltare una relazione molto molto qualificata. E infine potremo ascoltare l'ingegner Andrea Palamini, CEO e direttore tecnico di Greenvat, che diciamo, non si fermerà solamente ad una trattazione di tipo normativo o didattico della tematica, ma ci offrirà già alcune soluzioni pratiche per individuare sia quali possono essere gli interventi trainanti che quelli trainati, proprio per poter mettere a terra le risorse che il PNRR mette a disposizione delle imprese, anche turistiche, italiane e soprattutto venete. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Fabio Borsato di Fidimpresa Friul Veneto. Eccomi qua, grazie direttore, grazie Marco, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, a me la parte un po' più istituzionale, quindi in 10 minuti cerco di fare un attimo un quadro su quella che è la misura di cui parleremo oggi, dopo di me i colleghi approfondiranno anche in maniera sicuramente più tecnica di quello che posso fare io le opportunità della misura. Condivido lo schermo con la mia presentazione, voi datemi sempre un cenno, facciamo così. Ok, spero vediate benissimo, grazie, spero mi sentiate anche bene. Allora, questa è la legge, ci dice poco, però insomma ci dice che è una misura che è partita nel 2024, poi attiva grosso modo dall'estate dell'anno scorso, l'avrete sentita nominare diverse volte, se ne è parlato, se ne parla per fortuna ancora molto. L'obiettivo è quello che anticipava già il direttore Gottardo, sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico. Poi lo vedremo fondamentalmente, insomma, qua l'obiettivo è quello di ridurli questi consumi, i consumi delle nostre strutture, delle vostre strutture ricettive in particolare in questo caso. Dotazione finanziaria, come è stato detto, 6 miliardi, 6,3 miliardi, è una dotazione finanziaria particolarmente importante e è una misura, va anche detto, che ha un po' faticato. Io devo essere sincero, non ho il dato aggiornato, magari i colleghi che parleranno dopo di me hanno un dato più aggiornato. È una misura che ha un po' fatto fatica a partire e che in questo senso ha avuto anche proprio alla fine dell'anno scorso, durante proprio le vacanze con l'approvazione della finanziaria, per capirci, alcune modifiche proprio nel tentativo di renderla più appetibile alle imprese, perché risultava un po' complicata da percorrere come via, e quindi il tentativo, che mi pare si possa dire anche riuscito, è senz'altro quello di semplificare la misura. Chi può accedere all'agevolazione? In pratica tutte le imprese. Non ci sono distinzioni di settore né di dimensione di impresa, di forma giuridica, quindi purché, vedete nella parte bassa, le imprese che presentano la richiesta di agevolazione siano diciamo in regola con la parte del DURC, con la normativa sulla sicurezza, si può percorrere questa via. Allora, veniamo subito, insomma, senza troppi giri, a quelli che sono gli interventi ammissibili, poi li vediamo un po' nel dettaglio. In pratica, come dicevamo, l'obiettivo e anche il requisito per poter aderire a questa misura è il fatto che l'investimento che si va a fare nell'ambito di progetti di innovazione, da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, quindi l'obiettivo è quello di ridurre effettivamente i consumi energetici. Qua c'è una distinzione da fare: questi consumi devono essere ridotti o considerando tutta la struttura produttiva, quindi in questo caso diciamo la soglia d'ingresso è una riduzione del 3% se considero l'intera struttura, oppure come soglia d'ingresso, quindi di riduzione dei consumi, deve essere del 5% se considero il singolo processo. Qua magari i colleghi saranno più bravi di me, c'è un tema di capire, di individuare il singolo processo. È chiaro che quando pensiamo ad un'azienda di produzione probabilmente viene più facile, quando pensiamo ad un'azienda che fa ricettività forse c'è un po' da ragionarci di più, ma senz'altro si possono individuare dei singoli processi sui quali andare ad intervenire e ottenere quindi quella riduzione dei consumi che mi permette poi di ottenere l'agevolazione.
in cosa devo investire, per capirci? Devo ottenere questi risultati, quindi di una riduzione dei consumi, ma con come lo posso fare? Lo posso fare, e quindi vedete sono agevolabili, investimenti in beni materiali e immateriali. Il riferimento è quella famosa legge 232 del 2016, sia l'allegato A che l'allegato B, che è quella che ha introdotto in pratica tutto il tema del 4.0, un elenco. Nell'allegato A abbiamo tutti i macchinari che hanno il requisito del 4.0, ne avrete sicuramente sentito parlare. A noi forse interessa anche di più l'allegato B, che include tutti i beni strumentali immateriali, quindi pensate in particolare ai software che hanno il requisito, in pratica rientrano in quella legge della 232 del 2016, quindi hanno quel requisito del 4.0, in particolare quelli che monitorano i consumi energetici e dell'energia delle nostre strutture ricettive. Quindi questo investimento è un investimento irrinunciabile in qualche modo per poter aderire alla misura. A questi posso agganciare ulteriori investimenti che adesso andiamo a vedere. Quindi tenete presente, ma poi ve lo ribadirò perché è un po', diciamo, il focus principale di questa misura. Devo fare un investimento in un macchinario o in un software, quindi che rientri in quell'allegato A o allegato B di cui abbiamo parlato, quindi il mondo 4.0. Se ho quel tipo di investimento, posso agganciare anche un ulteriore investimento, in particolare quello che vedete qua, beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, quindi in particolare pensiamo a un fotovoltaico. Ci sta dentro poi anche la parte della formazione del personale, in quota parte, vedete, fino a un massimo del 10% del totale. Insisto su questa cosa, quindi vedete, per aderire, per ottenere l'agevolazione, ho un intervento trainante che è l'investimento nel bene materiale e immateriale 4.0, macchinario o software, come abbiamo detto. Nel momento in cui ho questo requisito, allora posso agevolare anche l'investimento che faccio per installare magari un fotovoltaico o per i costi che ho di formazione del personale, magari proprio agganciati a quel macchinario o a quella strumentazione che ho appena installato. In particolare sul tema del fotovoltaico, detto che non c'è proporzione tra gli investimenti, può non esserci proporzione tra gli investimenti, quindi posso avere un investimento tutto sommato ridotto per la parte che riguarda il 4.0, che però mi risolve il tema dell'accesso alla misura, e posso in realtà poi avere un costo anche più importante per l'installazione di un impianto fotovoltaico. Tenete presente che c'è il tema dell'autoconsumo. Che caratteristiche deve avere però il fotovoltaico? Innanzitutto sono compresi anche impianti di stoccaggio, non le biomasse. L'impianto che io vado ad installare deve avere determinate caratteristiche. Qui il rinvio ad una legge del 2023. Adesso andiamo a vedere, posso scegliere, diciamo così, tra moduli, la lettera A, lettera B, la lettera C. Adesso li vediamo. Qual è la caratteristica che devono avere? In pratica devono essere, eccoli qua, moduli innanzitutto prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea, e mi dicono, almeno fino all'anno scorso, questa già non fosse una cosa banale, nel senso che potete immaginare più facilmente questo tipo di prodotto viene prodotto fuori dall'Unione Europea, quindi c'era un tema anche di disponibilità, ma credo adesso le cose si siano un po' rimesse in ordine. I moduli, come detto, devono avere le caratteristiche A, B e C. In pratica si differenziano per, vedete, l'efficienza a livello di modulo, che nel caso del tipo A è pari al 21,5%, almeno al 21,5%, nel caso del tipo B è pari al 23,5%, nel caso di tipo C è pari al 24%. Perché questa cosa è importante? Perché, ma poi la vediamo meglio anche con un esempio pratico. Di nuovo, faccio l'investimento in 4.0, aggancio anche l'investimento in un impianto fotovoltaico. Se il mio impianto fotovoltaico, anzi deve avere una di queste tipologie, deve essere di una di queste tipologie, ma vengo premiato, nel senso che il costo che io sostengo per quell'impianto non mi viene riconosciuto
ai fini del calcolo dell'agevolazione al 100%, ma mi viene riconosciuto al 130, 140 o 150% rispetto a quello che è il mio investimento, in base al tipo. Quindi se monto un impianto fotovoltaico di tipo A, spendo 100, in realtà mi viene riconosciuto 130 ai fini del calcolo dell'agevolazione. E così per i moduli B e C. Poi c'è un esempio alla fine, insomma, che rende il meccanismo molto, molto comodo da comprendere. In cosa si sostanzia l'agevolazione? Anche questo probabilmente l'avrete visto. Si tratta di un credito d'imposta. La misura base è del 35% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro. Qui c'è stata una delle modifiche, prima c'erano tre misure fino a 2 milioni e mezzo, fino a 10 e fino a 50, hanno tolto, diciamo, hanno unificato le prime due tranche, quindi alla fine adesso si è semplificato in questo senso. Quindi avrò per il mio investimento un 35% di credito d'imposta fino ai 10 milioni, dai 10 milioni ai 50 milioni il credito d'imposta è del 5%. Questa misura, questo 35% può aumentare nel caso in cui il risparmio che io ottengo, la riduzione dei consumi che io ottengo, sia maggiore di quella che vi ho indicato in entrata, quindi 3% sull'intera struttura, 5% sul singolo processo. In questo caso, se quel risparmio che ottengo è maggiore, quindi maggiore di 6% per la struttura o maggiore del 10% per il processo, a questo punto il mio credito d'imposta sale al 40% fino a 10 milioni e al 10% dai 10 ai 50 milioni. E ancora, se riesco ad ottenere una riduzione dei consumi maggiore del 10% per l'intera struttura o maggiore del 15% per il singolo processo, si arriva al massimo credito d'imposta che è del 45% fino a 10 milioni e del 15% dai 10 milioni ai 50 milioni. Quindi chiaramente più ottengo una riduzione dei miei consumi, più vengo premiato in termini di credito d'imposta. Allora, in questa slide è rimasto, questa ve l'ho copiata dal sito del Ministero, è rimasto il limite di 2 milioni e mezzo che adesso, come vi dicevo, è stato portato a 10, per cui considerate che questi valori valgono fino ai 10 milioni ed è un po' riassuntiva, no? Quindi se vedete sulla sinistra la riduzione dei consumi, se ottengo, pensiamo al singolo processo, ok? Quindi se ottengo una riduzione dei consumi del 5 al 10%, il mio credito d'imposta sarà del 35%, se la riduzione dei consumi va dal 10 al 15, ottengo un credito del 40%, oltre il 15 ottengo il massimo, che è un credito d'imposta del 45%. Quindi capite che, come dire, è un valore piuttosto importante in termini di agevolazione. Come detto, l'agevolazione è in pratica un credito d'imposta, sapete sicuramente meglio di me cos'è il credito d'imposta, quindi insomma agevolazione fiscale che l'impresa vanta nei confronti dello Stato e che può utilizzare per compensare altre imposte. La misura prevede che possa essere utilizzato questo credito che viene maturato in compensazione attraverso il modello F24 entro il 31 dicembre 2025, che è la deadline che abbiamo per la misura, in una o più quote. Quindi, se possibile, uno lo utilizza già tutto, se non può, utilizza quello che riesce fino al 31 dicembre, dopodiché spalma la restante parte in 5 quote annuali di pari importo che recupererà nei 5 anni successivi. Allora, va determinato il risparmio energetico. Questo è un lavoro che fa un valutatore indipendente e sicuramente i colleghi che interverranno dopo di me, insomma, hanno anche dei contatti diretti, quindi c'è in qualche modo una certificazione ex ante da fare, quindi dove si attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso gli investimenti che verranno effettuati. Una volta effettuati gli investimenti ci sarà una certificazione ex post che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti e il conseguimento quindi del risparmio previsto. L'iter, vado abbastanza velocemente, si fa nel sito GSE, c'è una prima parte, diciamo così, una prima fase di prenotazione del credito d'imposta dove si carica nel sito GSE l'identificazione del progetto, quindi la data di avvio e di termine degli investimenti, l'importo previsto del credito, che ovviamente posso
posso calcolarmi, e come detto la certificazione ex ante. GSE comunica, quindi conferma in qualche modo l'importo del credito, quindi controlla in qualche modo che quello che è stato richiesto sia plausibile e sia corretto. A questo punto lascia all'impresa 30 giorni per effettuare gli ordini e versare un acconto di almeno il 20% rispetto alle fatture e agli investimenti previsti, di nuovo un rimpallo con GSE che conferma l'importo del credito, e poi c'è la parte di completamento del progetto, quindi termine degli investimenti. A quel punto lì GSE conferma investimenti realizzati, credito d'imposta maturato utilizzabile. A quel punto lì l'impresa può fruire del credito dopo 10 giorni, insomma, però capite che è abbastanza, insomma, abbastanza immediato il rimpallo tra impresa e GSE. Chiudo con un esempio in modo da farvi capire come può sostanziarsi in pratica, no, la maturazione di questo credito d'imposta, immaginando un investimento in macchinario 4.0 di 200.000 euro, che come spero abbiate capito, insomma, è quello che mi garantisce di poter accedere a questo credito d'imposta. A quel punto lì posso agganciare l'installazione di un impianto fotovoltaico UE, come ci siamo detti, insomma, deve essere prodotto in Unione Europea, con un'efficienza del 23,5%, vuol dire che in questo caso saremo nella lettera B, quindi a me costa 300.000 euro quell'impianto fotovoltaico. Come detto, ci sarà una valutazione del risparmio che ottengo, della riduzione che ottengo in termini di consumi, quindi quel bene, solo il bene, non il fotovoltaico, solo il bene 4.0 che acquisto mi consente un ottenimento di un risparmio, in questo caso l'esempio fa riferimento a un singolo processo del 17%, quindi siamo al massimo, diciamo così, no, rispetto a quello che avevamo visto prima. Acquisto un bene, quel bene mi consente di ridurre del 17% i miei consumi, quindi ho diritto alla massima detrazione d'imposta. Quale sarà la base di calcolo? Senz'altro i 200.000 euro del macchinario. A questi non sommo per calcolare il mio credito d'imposta solo i 300.000 euro dell'impianto fotovoltaico. Quei 300.000 euro li devo considerare, visto che l'impianto è di tipo B, li devo considerare al 140%. Quindi non mi cubano 300, ma mi cubano 420.000, che sommati ai 200 del macchinario fa 620. Quindi è su questi 620 che io vado a calcolare il 45% e otterrò quindi un credito d'imposta che non sarà formalmente il 45% di quello che spendo, cioè dei 500, ma sarà il 45% di 620 e quindi 279.000 euro, che è il credito d'imposta che ottengo, come detto, che andrò poi a utilizzare fino alla fine dell'anno, poi spalmato nei 5 anni successivi. Spero che l'esempio abbia chiarito, ci sono mille altre considerazioni, ma lascio volentieri la parola ai colleghi che sicuramente poi anche con degli esempi più pratici riescono senz'altro a farvi capire il funzionamento e quelle che sono le opportunità che garantisce questa misura. Allora, provo ad uscire di qua innanzitutto, spero di essere uscito. Perfetto. Ci siamo? Grazie Fabio, Grazie a grazie voi. mille. Diamo adesso la parola ad Andrea Brignone, Innovation Advisor Coordinator di Schneider Electric. Eccoci qua. Ok, provo a mettere a schermo intero. Ok, ora dovreste vedere a schermo intero. Bene, buongiorno a tutti. Diciamo che la presentazione è già stata fatta dal direttore, quindi ve la risparmio. Andrea Brignone, Schneider Electric. Oggi cercherò di sintetizzare alcuni aspetti un po' pratici legati a quanto ci ha raccontato poco fa Fabio. Parto da una rapida presentazione su chi è Schneider, nel caso ci fosse qualcuno che, per chi fondamentalmente non ci conosce. Schneider Electric, come anche qua anticipato dal direttore, è una multinazionale francese che con sede in parecchi paesi del pianeta. Parlando dell'Italia, siamo 8 sedi commerciali, quindi 8 sedi commerciali, 5 siti industriali, quindi anche la produzione di parecchie delle soluzioni che proponiamo sul mercato la facciamo in casa.
centro logistico e degli innovation hub dove cerchiamo di raccontare ai clienti che sono interessati quali sono le novità, più che le novità di mercato, le tecnologie più disruptive che possono portare delle innovazioni, collegate quindi a quello che è il tema di oggi, no? Quindi il piano transizione 5.0. Come lo facciamo? Quello che facciamo, siamo un'azienda conosciuta per la distribuzione elettrica, nasciamo come azienda forte sulla distribuzione elettrica, intesa come quadri di media tensione, cabine, diciamo principalmente strumentazione di distribuzione elettrica. Da parecchio tempo abbiamo iniziato a concentrarci su altre tematiche più legate a quelli che sono gli attuali trend di mercato e obblighi soprattutto di mercato. Viviamo oggi in un contesto dove l'Europa ha tracciato una strada che è definita, parliamo di elettrificazione e sostenibilità, sono tematiche oggi attuali e che lo diventeranno sempre di più, e sono i pilastri della transizione energetica. Quindi quando parliamo di efficientamento energetico legato per esempio a un'opportunità, al piano transizione 5.0, un'opportunità legata a degli investimenti, quindi ottenere un credito d'imposta in seguito all'intervento, cerchiamo di fare questo aiutando i nostri clienti utilizzando quella che è la nostra piattaforma EcoStruxure, che sintetizza quelli che sono prodotti e soluzioni per cercare di rispondere, come dicevo, alle esigenze di mercato. Prodotti connessi: per fare efficienza è necessario monitorare i consumi, tutto parte da lì. Piano transizione 5.0 incentrato su beni digitali e software, ci è stato raccontato prima. Anche su questo abbiamo delle risposte per cercare di aiutare l'industria e il settore terziario. Oggi siamo qua a parlare di hotel. Piano transizione 5.0, efficienza energetica. Cosa ci dicono le statistiche in merito a quella che è il consumo energetico, in merito a quello che è il patrimonio immobiliare italiano? Bene, le informazioni che ci dicono le statistiche possiamo dire che non sono buonissime, perché analizzando i dati si vede che oltre il 65% degli edifici presenti sul territorio italiano ha una classe energetica molto molto bassa. Se ci focalizziamo invece sul settore terziario e nello specifico facendo un focus sugli hotel, vediamo una situazione decisamente migliorata. Se qua parliamo che da un 65 si passa ad un numero vicino al 30%, parliamo però di edifici, se vogliamo, abbastanza vecchi, e che a livello energetico potrebbero, diciamo, migliorare notevolmente. Questo, se da un lato è un aspetto negativo, perché vuol dire che i consumi sono elevati, dall'altro, se lo analizziamo in ottica piano transizione 5.0, opportunità di incentivo, è un'opportunità perché vuol dire che c'è molto da fare, quindi anche con interventi potenzialmente non super invasivi è possibile ottenere degli efficientamenti energetici che mi possono abilitare a degli investimenti che vanno oltre questo efficientamento energetico. L'esempio del fotovoltaico visto poco fa è un esempio di attività collegata a un efficientamento energetico da decreto 5.0. Sempre per quanto riguarda il vostro settore, il settore degli hotel, cosa ci dicono in più i dati? Che rispetto ad un edificio ad uso uffici standard, un hotel ha un consumo in ambito elettrico decisamente più elevato. Questo è naturale, legato alle attività che si svolgono all'interno di un hotel. Secondo aspetto, il consumo energetico, oltre ad essere più elevato, ha anche un impatto molto forte su quelli che sono i costi operativi. A livello statistico, i consumi energetici in un hotel rappresentano la seconda voce di spesa in seguito al personale. In più, andando sempre più nel dettaglio, la maggioranza dei consumi e di conseguenza della spesa all'interno di un hotel statisticamente viene fatta all'interno delle camere, che per la maggioranza del tempo, anche questo lo saprete meglio voi rispetto al sottoscritto, non sono occupate. Quindi cercare di agire in un modo strutturato, andando ad agire anche con degli automatismi. Quindi una delle tematiche di quello che vi racconterò tra poco sono proprio gli automatismi, diventa fondamentale per andare a ridurre
Uno, il consumo e soprattutto gli sprechi. Due, per fare che cosa? Uno, ridurre i consumi, di conseguenza i costi e le bollette. Due, poter magari sfruttare un'agevolazione come la transizione 5.0 che ci è stata raccontata in precedenza. A livello di terziario, entrando sul tema del piano transizione 5.0, prima sono già stati spiegati molti punti, vorrei focalizzarmi su un aspetto, quello legato al processo produttivo. Nell'intervento precedente è stato indicato come l'identificazione del processo in una struttura terziaria è un po' più complicata rispetto a un'industria. Il piano transizione 5.0 nasce dal piano transizione 4.0 che era focalizzato principalmente sull'industria, quindi ne mantiene alcune caratteristiche, ma vedremo dopo alcuni esempi e come si potrebbero identificare alcuni processi produttivi, soprattutto specifici per il vostro settore, proprio perché da decreto, quindi sia dalle FAQ, quello che vedete in questa slide, è uno stralcio delle FAQ che sono state pubblicate dal MIMIT, dal Ministero, che all'interno del decreto si parla in modo esplicito di settore terziario, quindi il fatto che l'hotel, la casa di cura, il settore retail sono settori incentivabili col 5.0 ad oggi è confermato. Per supportare questa tesi, come detto anche prima, sono uscite e stanno continuando ad uscire delle FAQ che indicano come nel terziario è possibile utilizzare questa agevolazione. Anche qui ve ne riporto una con alcune cose evidenziate, focalizzandoci sull'ultima parte, sulla sinistra della slide, dove ci sono degli esempi di ciò che può essere finanziato e trainante nel piano transizione 5.0. Le FAQ parlano in modo esplicito di alberghi, ospedali e esercizi commerciali, indicando che possono essere finanziate anche attività e interventi collegati per esempio all'illuminazione e alla climatizzazione. Due punti che all'interno di un hotel sappiamo essere molto importanti a livello di consumo energetico, a patto che questa tipologia di hardware, diciamo, siano gestiti da dei software per la gestione efficiente dell'energia. Quindi torniamo al concetto di automazione, software per la gestione e efficienza dell'energia che a loro volta rientrano all'interno degli allegati visti prima di quelli che sono i beni incentivabili con il piano transizione 4.0, di conseguenza 5.0. Parliamo di allegato A gruppo 2 per quanto riguarda per esempio i sistemi di BMS o allegato B per quanto riguarda i semplici, se vogliamo, software di monitoraggio energetico. Quindi parliamo di dashboard per la raccolta e l'elaborazione dei dati di consumo. Sempre in aggiunta, di nuovo, per supportare il concetto che il piano transizione 5.0 può finanziare interventi del settore terziario, anche all'interno della circolare operativa, nella sezione che parla di quelli che sono gli indicatori che devono essere esplicitati durante quella certificazione ex ante ed ex post vista prima, si parla in modo esplicito di sistemi per la gestione dell'illuminazione, oppure la prima voce che vedete in questa slide, qua ho sintetizzato alcuni esempi perché sono molti di più gli esempi presenti nel decreto, esempi specifici per il settore terziario, come si parla anche qui in modo esplicito di sistemi di regolazione BMS, sistemi che sono incentivabili e che allo stesso tempo possono garantire quell'efficienza energetica che deve essere dimostrata. Efficienza energetica che dovrà essere dimostrata non in valore assoluto, ma in funzione di quelli che sono i parametri che il decreto parla di produzione, che nel vostro caso saranno parametri di servizio. Quindi, esempio, il consumo che deve essere tradotto in TEP, che sarebbero tonnellate equivalenti di petrolio, dati normalizzati, per esempio, ai gradi giorno, perché il consumo deve essere normalizzato in funzione del contesto e del contorno, rispetto per esempio al numero di occupanti o al metro quadro della vostra struttura. Quindi questa efficienza energetica deve essere raggiunta in questo modo e i beni incentivabili nel settore terziario sono stati esplicitati vuoi dal decreto, vuoi dalle FAQ che continuano ancora oggi ad uscire. Parlando di domini tecnologici, quindi entrando un pochettino più nel dettaglio su quelli che sono
i beni, se vogliamo, che possono essere incentivati parlando di un hotel. Di cosa parliamo? BMS, BACS, ve li ho già citati, lo vedremo più nel dettaglio dopo. Gli impianti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, che sono tendenzialmente i primi punti di consumo a livello di importanza all'interno di strutture come la vostra. La parte di illuminazione e anche tutti gli impianti, per esempio, di trattamento e depurazione dell'acqua. Questa slide non è esaustiva, sono degli esempi. Tutto ciò che è collegato a quella che è la catena del valore del servizio che voi offrite ai vostri clienti, a patto che quei beni siano digitalizzati e che possano essere inseribili o collegabili ai beni dell'allegato A e dell'allegato B del piano transizione 4.0, possono essere incentivabili. Come già detto prima, software di monitoraggio, quindi parliamo di gestione dell'edificio, come per esempio BMS, un software di monitoraggio, e anche software relativi alla gestione di impresa, quindi tutti gli ERP possono essere incentivabili. Come trainati, l'abbiamo già visto prima, gli impianti fotovoltaici principalmente sono l'intervento principe delle fonti rinnovabili che potrebbero essere utilizzate con il piano transizione 5.0. Mi soffermo nuovamente sulle aliquote per collegarle poi all'efficienza energetica che sarebbe possibile ottenere attraverso alcune tipologie di investimenti. Il piano transizione 5.0 indica che l'efficientamento minimo che deve essere raggiunto deve essere almeno il 3% su tutta la struttura produttiva, quindi tutto l'albergo, o almeno il 5% del processo interessato per poter utilizzare l'agevolazione, quindi per poter entrare nel primo scaglione del 35%. Bene, in risposta a questa esigenza, quindi a quanto prescrive il decreto, esiste una normativa valevole in Italia, parliamo di UNI, parliamo di Europa e ne parliamo di mondo, è una normativa internazionale, è una ISO, la 52120, normativa nata per dare un'indicazione delle prescrizioni in ottica di livello di automazione di un edificio, suddividendo gli edifici in 4 classi, come per le classi energetiche viste prima. Anche qui parliamo di classi suddivise dalla lettera D alla lettera A in funzione del livello di automazione, la A livello di automazione massima, che oltre a dare un'indicazione su quanto è il livello di automazione, danno anche un'indicazione di come, grazie a un BMS, passando da una classe di automazione, per esempio C, ad una B, oltre ad avere un edificio che probabilmente sarà più confortevole e anche magari mi permetterà di avere una gestione di un certo tipo, avrò anche un edificio energeticamente più efficiente. La norma parla a livello di energia termica e di energia elettrica suddivisa in tipologie di edifici differenti, quindi passiamo dagli uffici alle scuole, agli ospedali, agli hotel, quanto a livello teorico, inteso come statistico, possa essere l'efficientamento energetico portato dall'installazione di un sistema di gestione BMS. Che cos'è però un sistema di gestione? Come lo definisce la norma? Parliamo di sistema di gestione BMS o BACS, sono due sinonimi, tutti quei software che mi permettono di poter regolare con un sistema automatico e centralizzato fondamentalmente quello che voglio all'interno di un edificio. Potrei soffermarmi, guardando la lista indicata qua sulla destra, potenzialmente ci si potrebbe soffermare anche esclusivamente alla parte di riscaldamento o alla parte di acqua calda sanitaria o all'illuminazione o a tutte queste voci. Questo dipende a che cosa questo sistema di gestione è collegato. E qua ci si ricollega al concetto del piano transizione 5.0. Io effettuo un intervento sul condizionamento oppure sull'acqua calda nella gestione della mia spa. A quel punto il processo identificato è quello legato alla spa, l'efficientamento dovrà essere raggiunto in quel processo e il BMS potrebbe controllarmi esclusivamente quella parte di attività. Fondamentale nei requisiti richiesti dal piano transizione 5.0 è poi il mantenimento dell'efficientamento energetico dichiarato nei 5 anni successivi all'intervento. Di conseguenza, avere all'interno del mio sistema di gestione
un modulo che mi permetta di monitorare i consumi energetici del mio edificio diventa fondamentale e necessario, diciamo, per essere tranquilli nel momento in cui faccio l'investimento, per essere tranquillo sul fatto che questo efficientamento che ho dichiarato lo possa mantenere. Allo stesso tempo, gestibili dal sistema di gestione e presenti sicuramente all'interno delle vostre strutture, ci potrebbero essere anche altri elementi di distribuzione elettrica, per esempio, che nascono per garantire la sicurezza all'interno del vostro edificio, che al contempo però possono anche essere finanziati e incentivabili col piano Transizione 5.0, in un certo senso come trainati, proprio perché anch'essi appartengono agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Settore ospedale, per quanto riguarda il settore alberghiero, quindi quali potrebbero essere i processi principali su cui andare ad agire per ottenere quell'efficientamento minimo del 5% richiesto dal decreto nel caso non si voglia raggiungere o non si possa raggiungere quel 3% di efficientamento minimo sul totale della struttura? Bene, si potrebbe agire su quelli che sono i consumi delle camere. L'abbiamo visto prima, le camere rappresentano un punto di consumo importantissimo e molto rilevante in strutture alberghiere. Sale conferenze, ristoranti, parchi comuni un po' più complicato, perché tendenzialmente nelle sale conferenze la gestione tende a essere molto più on-off in funzione dell'intervento che si deve ottenere. Le aree di wellness, al contrario, invece possono essere dei punti di efficientamento molto importanti, sia a livello del totale della struttura, quindi per andare a fare un efficientamento che porta dei benefici in bolletta, che in ottica di efficientamento attraverso un BMS che mi permette, tramite le regolazioni, di ottenere degli efficientamenti importanti che magari mi permettono di trainare un impianto fotovoltaico. Nello specifico, quindi, parlando del vostro settore, parliamo degli hotel. Che cosa ci dice la ISO 52120 che abbiamo visto prima? Considerando la classe di automazione C come la classe standard presente in un edificio, in un hotel in Italia, classe standard definita dal decreto, passando alla classe B di automazione o alla classe A di automazione, parlando di energia e andando ad agire su attività legate alla parte termica dell'edificio, la statistica dice che grazie a un BMS è possibile efficientare la mia struttura dal 15 al 48%. Parliamo, considerando che il decreto piano transizione 5.0 mi parla di almeno un 5% sul processo, un 3% sul totale della struttura, bene, parliamo di numeri decisamente superiori. Stessa cosa se ci focalizziamo su quella che è l'energia elettrica consumata da un hotel. Cambiare il livello di automazione grazie a un BMS all'interno della mia struttura, passando dalla classe C alla classe B o alla classe A, mi permette di ottenere degli efficientamenti a livello energetico che vanno dal 5 al 16%. Anche qui quindi parliamo di valori medi statistici decisamente superiori rispetto a quanto richiede il decreto. Vi ho parlato di classi di automazione di edifici, vogliamo portarvi anche un esempio. Cosa significa passare da una classe D ad una classe A? Bene, la classe D è l'esempio ve lo farò parlando di una camera. Abbiamo detto che le camere sono il punto più energivoro a livello di consumi per un hotel, parliamo della camera. Classe D significa non avere nessuna logica di controllo automatico, oppure un controllo automatico centralizzato on-off che mi va ad agire su tutte le camere della struttura. Quindi parliamo anche in questo caso di una gestione che praticamente non esiste. Il passaggio ad una classe C che cosa significa? Significa invece iniziare ad avere un po' di intelligenza nella gestione delle mie camere, un controllo automatico di ogni ambiente, quindi la stanza viene controllata, tendenzialmente fatto tramite un termostato con display e delle sonde che mi permettono di raccogliere delle informazioni legate per esempio all'umidità e alla temperatura. Anche in questo caso però il controllo, se vogliamo, è manuale, perché io posso controllare la singola stanza, ma lo posso fare muovendomi a piedi, entrando all'interno della stanza e modificandolo, oppure il mio ospite lo può fare in autonomia, ma sempre in modo manuale e con una gestione non molto efficace e energeticamente sostenibile.
Parlando invece di classe B, di cosa parliamo? Parliamo invece di un controllo centralizzato e di una regolazione effettuata attraverso un software. Quindi i termostati presenti nelle stanze sono collegati e gestiti da un software, quindi a livello centrale, centralizzato, posso decidere la temperatura, l'umidità, i parametri della singola stanza da remoto, quindi utilizzando il mio computer. La classe A, quindi quella massima, quella che mi permette anche di raggiungere il maggiore livello di efficienza, come la raggiungo? Con quanto detto poco fa, quindi attraverso un sistema BMS, con un controllo però specifico con dei sensori, ad esempio, di presenza, che mi permettono in certe stanze, in certe aree dell'hotel, di attuare un'efficienza energetica o attuare le luci, accendere il riscaldamento, modificare il riscaldamento in funzione della presenza dell'occupante in quell'area del mio hotel. Anch'io ho portato un esempio, poi vado rapido, un esempio numerico di un'attività di efficientamento in area wellness, attività di efficientamento che in prima parte, scusate, prevede un revamping di quello che è l'impianto di gestione delle acque, quello che è il focus dell'attività. L'impianto di gestione delle acque è gestito da un quadro elettrico e da dei sensori legati al clima presenti nell'ambiente. Attività molto impattanti a livello magari di comfort, ma che a livello energetico da soli, senza una gestione, difficilmente mi permettono di raggiungere un efficientamento energetico che supera il 5% richiesto dal decreto. Al contrario, per quanto visto fino adesso, grazie al supporto della norma, poi questi dati vanno comunque sempre analizzati, qualsiasi intervento effettuato col piano transizione 5.0 deve essere analizzato a livello numerico, ma la norma Sì, ma ho perso la cosa. sicuramente supererà quel 5%, permettendomi, di fronte ad un aumento dell'investimento che si aggira intorno al 10%, in questo esempio che abbiamo fatto, di ottenere entrare nella seconda classe di quelle viste prima di credito d'imposta, ottenendo un incentivo decisamente rilevante, soprattutto in funzione di quello che è l'intervento aggiuntivo che ho dovuto fare. Parlando di esempi, di risparmio energetico ottenuti attraverso quanto vi ho raccontato poco fa. Abbiamo esempi legati ad hotel, abbiamo esempi legati a studentati, centri congressi, ve li ho riportati tutti, anche se ovviamente il focus di oggi è l'hotel, perché? Perché sono tutti settori che hanno dei parametri molto collegati uno all'altro. Per quanto riguarda il terziario, abbiamo sviluppato una guida per la transizione 5.0 che possiamo condividere con voi attraverso Federalberghi. Il modo per condividerla, chi è interessato lo troviamo senza problemi, quindi nel caso foste interessati ve la possiamo comunicare, ve la possiamo far recapitare. Racconti in modo un pochettino più dettagliato quello che ho cercato di sintetizzare in questi pochissimi passaggi. Concludo un po' da dove sono partito, parlando di livello normativo, tornando sempre a quella che è la ISO 52120 e agli obblighi che prescrive, a partire dal 1° gennaio di quest'anno, del 2025, e per quegli edifici che hanno un consumo termico che supera i 290 kW di potenza, l'obbligo di classe B a livello di gestione edificio è in realtà è un obbligo che non comporta nessuna sanzione, quindi ad oggi questi obblighi non comportano sanzioni, sono però obblighi che potrebbero nel tempo limitare l'accesso agli incentivi e al credito. Di conseguenza, oggi che utilizzare, acquistare e inserire all'interno di un progetto di innovazione 5.0 un sistema di gestione di un edificio è incentivato, diventa un'opportunità per poter massimizzare l'investimento, ottenere un beneficio probabilmente maggiore e ottenere anche a livello di comfort offerto agli ospiti delle vostre strutture ricettive un qualcosa in più. Vi ringrazio e io avrei concluso. Scusate se sono Grazie. stato un po' più lungo. Grazie mille Andrea, super interessante. Adesso do la parola ad Andrea Palamini, CEO e direttore tecnico di Greenvat. Andrea, se puoi interrompere cortesemente la presentazione. Allora, perfetto, dovrei averla conclusa. Ottimo. Eh, Ah, no, ecco qua. Ok, ci ottimo. siamo. Andrea,
Palamini, a te la parola. Vediamo. Ditemi se vedete correttamente il tutto. Allora. Vedete tutto bene? Riesci a mettere schermo intero? Perfetto, ottimo. Buongiorno a tutti, sono Andrea Palamini di Greenvat SRL, azienda che nasce come in questo momento specialmente in 5.0 e in tutti quelli che sono i progetti di innovazione e di efficienza energetica. Breve descrizione di chi siamo: siamo un'azienda del gruppo Palamini, gruppo di famiglia, dove sono presenti anche altre aziende che si occupano di lavorazioni meccaniche, di precisione, quali torneria e plurimandrini, diciamo. Partiamo nella descrizione della nostra attività, quindi quello che noi possiamo fare è un'attività, diciamo, a livello di 5.0 che utilizza dei dispositivi di power quality sui quali ci focalizzeremo oggi per ottenere un risparmio energetico apportato alla 5.0, quindi arrivare a quel 6% di risparmio della struttura produttiva in maniera, diciamo, rapida e con dei vantaggi secondari non meno rilevanti. Abbiamo un ufficio tecnico al nostro interno dedicato, quindi alla parte di 5.0 della gestione, e svolgiamo tutte le produzioni dei nostri dispositivi che andremo ad analizzare nel dettaglio internamente, quindi sono, diciamo, dispositivi custom e realizzati anche su misura. Quello di cui noi ci occupiamo in generale è proprio il progetto di innovazione della 5.0, che parte da un bene strumentale dell'allegato A, nel nostro caso categoria 2.8, quindi i sistemi di power quality, e partendo da questo tipo di bene strumentale, noi creiamo quello che è il pacchetto investimento per un hotel, perché giustamente la 5.0 ha l'obiettivo di portare un risparmio energetico che porta verso un'innovazione, quindi verso un processo di efficientamento della struttura e non fine a se stesso per soltanto un credito d'imposta. Quindi oltre a questo noi cerchiamo di introdurre delle applicazioni quali la microcogenerazione o altri sistemi di produzione di energia rinnovabili per creare una sorta di riduzione energetica spinta, diciamo. Il percorso da completare tendenzialmente è questo: ho voluto riportare una slide riepilogativa in modo tale che sia ben focalizzato quello che è l'iter, quindi quello che è il percorso per ottenere innanzitutto il credito d'imposta e un investimento e un progetto sensato, sempre mantenuto a livello dell'interconnessione della 5.0 durante i 5 anni e in linea con tutto quello che è la normativa della 5.0. Passiamo ora a quello che è il fulcro, diciamo, dell'intervento e del prodotto GreenVat, che sono i sistemi di power quality, quali ottimizzatori di tensione. Quindi gli ottimizzatori di tensione sono i dispositivi che ci permettono di entrare con un progetto di investimento 5.0, perché questi dispositivi sono dispositivi innanzitutto interconnessi ai sistemi di approvvigionamento dell'energia della vostra struttura e sono beni strumentali della 4.0 che consentono di arrivare mediamente sulle attività ricettive, quindi nella casistica applicativa di Federalberghi, energia elettrica. Questo lo specifico sull'energia elettrica perché dalle FAQ del GSE è stato espresso che per gli interventi di power quality, quindi interventi proprio di questo tipo, è consentito portare una riduzione energetica soltanto considerando la quota energia elettrica, quindi soltanto sulla parte su cui io vado a fare tutto il mio processo di investimento, diciamo, nonostante la percentuale per arrivare al credito d'imposta sia considerata sulla struttura. Quindi tutti gli altri vettori energetici al di fuori dell'energia elettrica per un intervento di power quality sono da considerarsi, tra virgolette, borderline, quindi passano in secondo piano. Questi ottimizzatori sono dispositivi completamente elettronici che mediante un'azione di riduzione e stabilizzazione delle tensioni, quindi di approvvigionamento della rete, possono portare un risparmio energetico. Sono sistemi nati proprio per eliminare le problematiche che ci sono sulla rete nazionale. La rete nazionale purtroppo non è né stabile né costante e spesso le utenze si trovano in situazioni dove ci sono sovratensioni, problemi
di sottotensioni e comunque degli sbalzi che generano innanzitutto inefficienze a quelle che sono le strutture e problematiche quindi anche a livello di manutenzione, danni agli oggetti e tutto quello che comporta. Principalmente l'ottimizzatore di tensione ha il compito di stabilizzare una tensione a una tensione leggermente inferiore di quella che uno vede normalmente, quindi parlando in trifase rispetto ai 400 volt, tendenzialmente l'ottimizzatore la porta intorno ai 3,77, 3,75. Questo perché tutte le apparecchiature esistenti, diciamo, possono lavorare con un più o meno 10% di range di tensione rispetto alla nominale nazionale dei 400 volt. Quindi riducendo questa tensione in ingresso e stabilizzandola, quindi andando a pulire, diciamo, tutte le imperfezioni dalle tensioni, si può ottenere un risparmio energetico elevato e subito verificabile, diciamo, anche in bolletta, perché è linearmente condiviso il risultato. Quindi quando io vado a ottimizzare la fornitura, vado giustamente a risparmiare anche in bolletta. Per vedere nel dettaglio il funzionamento, quindi gli effetti principali di questi dispositivi, ho voluto riportarvi due immagini semplice e applicativa, quelle che è l'effetto della tecnologia. L'effetto stabilizzazione è praticamente l'annullamento di quelle che sono le creste fuori dalla sinusoide principale e delle componenti delle tensioni. Quindi tutti quelli che sono i picchi vengono eliminati dagli autotrasformatori interni dei nostri dispositivi e quindi ci si trova una fornitura, diciamo, senza sbalzi. L'effetto riduzione invece è quello che consente di ridurre la tensione, quindi in questo caso è stato riportato un carico in monofase, quindi a 2,30. La tensione viene ridotta, diciamo, intorno ai 2,15, 2,17. Questa riduzione non influisce in alcun modo sul funzionamento delle apparecchiature, che chiaramente sono state costruite per lavorare nel range più o meno 10% della nominale, quindi siamo ben coperti anche a livello, diciamo, produttivo, funzionale per tutte quelle che sono le apparecchiature. Però questi effetti consentono, oltre al risparmio in bolletta, un risparmio, diciamo, non quantificabile a priori sulle mancate manutenzioni, sui mancati guasti e sulle problematiche dovute agli sbalzi di tensione e alle problematiche di rete. Quindi, diciamo, il progetto si basa su un sistema di servizio, quindi, e di approvvigionamento energetico costante, per poi introdurre tutto quella che è la 5.0 e la conseguenza del progetto di innovazione. I vantaggi degli ottimizzatori, innanzitutto, oltre a quelli appena citati, sono che in ogni singolo istante il cliente, in questo caso l'albergatore o il titolare della struttura ricettiva, può monitorare costantemente i carichi della sua struttura. Questo consente di anticipare problematiche che possono essere sbilanciamenti sulle fasi o problematiche, diciamo, a livello impiantistico. Consentono di fare un check di quella che è la bollettazione, quindi quelle che arrivano le fatturazioni dell'energia elettrica da parte dell'ente dedicato e consentono di vedere in qualsiasi istante quale tipo di sovraccarico io posso avere sul mio impianto. Quindi, a causa dell'accensione di certe zone, di certe situazioni, io posso capire, grazie anche al contatore MID all'interno dell'ottimizzatore, tutte le grandezze che ho in gioco. Quindi, anche a livello, diciamo, manutentivo, impiantistico, per quanto riguarda la parte elettrica, porta un vantaggio, diciamo, notevole. Nei nostri progetti di innovazione, noi tendenzialmente inseriamo l'ottimizzatore come intervento custom trainante per poi portare quelli che sono i beni strumentali in 4.0, che possono essere, come abbiamo sentito prima, il BMS o altre tecnologie. Sono capitate alcune situazioni dove magari ci sono qualche dispositivo di movimentazione o altri dispositivi per la produzione, impacchettamento o qualsiasi bene sia comunque attestabile come 4.0, quindi con tutti i requisiti della norma, e l'impianto fotovoltaico. Questo, diciamo, è un intervento standard di quelli che noi proponiamo e di quelli che si possono realizzare col decreto 5.0. Sono tra gli interventi più rapidi, chiaramente a condizione che ci siano i tempi di consegna di qualsiasi bene in 4.0 e a condizione che ci sia una capacità di installazione del fotovoltaico, dove
vista la nostra esperienza in quel settore lì, diciamo c'è una possibilità ridotta perché spesso sul tetto si trovano antenne, dispositivi elettronici, pompe di calore, quindi si fa difficoltà a inserire un tipo di efficienza energetica di produttibilità di energia elettrica come il fotovoltaico. Quindi siamo passati a fare quelli che sono anche interventi custom, specialmente per le strutture ricettive, dove si inserisce la microcogenerazione, che è un altro dei nostri prodotti interni. Quindi sostanzialmente è un motore endotermico con un generatore elettrico calettato all'albero che produce allo stesso tempo, sfruttando l'energia del gas metano, energia elettrica ed energia termica. L'energia termica è tutta l'energia, è tutto il calore recuperato dal motore, quindi fumi, quindi tutto il calore viene utilizzato per fare riscaldamento o acqua calda sanitaria. Nel frattempo che, grazie al generatore calettato sull'albero motore, produco anche energia elettrica. Quindi con un dispositivo, con un bene, posso portare a casa due risultati in termini di produttibilità energetica. Ha un rendimento molto alto, ha beneficio anche dei certificati bianchi che sono contributi che sempre il GSE rilascia in maniera anche cumulabile alla 5.0 per interventi di microcogenerazione in car, perché le nostre macchine sono considerate ad alto rendimento e quindi questi pacchetti per le strutture che hanno una richiesta termica, diciamo, importante, come può essere un hotel, sono interventi custom e con rientri economici molto molto rapidi proprio per il funzionamento della microcogenerazione. Nonostante siano dispositivi a gas, rientrano pienamente nella normativa della 5.0, specialmente in una struttura alberghiera. La struttura alberghiera è una struttura che chiaramente ha poco spazio disponibile sul tetto per poter applicare un fotovoltaico e deve comunque efficientare al massimo i propri impianti. La cogenerazione, rispetto a impianti tradizionali, rispetto a impianti in pompa di calore senza fotovoltaico, ha un'efficienza notevolmente superiore. Quindi con queste condizioni il GSE dà l'approvazione a un intervento di 5.0 con l'inserimento anche di qualche dispositivo a gas. Proprio per giustificare questo utilizzo particolare che noi facciamo delle nostre tecnologie, chiaramente essendo i prodotti internamente, ho voluto portare due esempi, uno con l'utilizzo del fotovoltaico, dove fortunatamente c'era la disponibilità dell'installazione del fotovoltaico, e uno dove c'era la possibilità di installare un fotovoltaico, ma non potendo sostenere tutto il fabbisogno dell'hotel, essendo una struttura grossa, c'è stato anche l'inserimento della cogenerazione. Quindi partiamo dal primo caso applicativo, che può essere un hotel 4 stelle, ho voluto riportarlo per fini di paragone, per quello che potrebbe essere il paragone che potete fare con le vostre strutture e l'intervento realizzato, quindi l'inserimento di due cogenerazioni in sostituzione a tre caldaie, un ottimizzatore di tensione come intervento 4.0 trainante e un fotovoltaico in copertura. Il piano di rientro, come potete vedere, è molto rapido, c'è un piano di rientro intorno a 1 anno e mezzo e dove si può arrivare ad un risparmio energetico, considerando anche i certificati bianchi, intorno ai 100.000 euro all'anno. Chiaramente questo è un caso applicativo di un hotel che ha certe condizioni, ha un impianto di una certa dimensione e può farlo. Parametrizzato al costo investimento, ha un rientro economico più o meno di poco meno della metà del costo. Passando quindi poi al caso applicativo per garantirvi la possibilità dell'inserimento anche di dispositivi a gas in certe condizioni, ho presentato la ricevuta di quello che può essere il GSE per il progetto di innovazione, quindi poi l'installazione dei dispositivi in cantiere e il credito ottenuto. Quindi non sono, diciamo, soltanto casi ipotetici, ma sono casi realizzati che ai fini dell'efficientamento energetico insieme a tecnologie 4.0 possono portare un ulteriore vantaggio a quella che è la struttura alberghiera. Queste sono, diciamo, le installazioni realizzate per questo intervento custom, dove potete vedere a destra l'ottimizzatore di tensione installato, quindi quello è l'ottimizzatore di tensione che consente di supportare carichi fino a 400 kW. In questo caso il cliente aveva una fornitura in media, aveva un impianto, diciamo, di grossa taglia, è stato inserito un fotovoltaico in copertura e l'ottimizzatore dimensionato in base anche ai carichi aggiunti successivamente. Un altro caso applicativo può essere un hotel, diciamo, stagionale,
In questo caso l'hotel lavora soltanto per una parte dell'anno, la parte cogenerativa non aveva molto senso a livello economico, nonostante portava un vantaggio, diciamo, interessante, ma aveva un rientro economico troppo lento, potendolo sfruttare soltanto 6 mesi. Abbiamo portato un intervento realizzabile con ottimizzatore di tensione e impianto fotovoltaico, tanto per capire quello che può essere il rientro economico dall'investimento e quello che può essere l'opportunità di utilizzare un bene in 4.0 che porti un risparmio energetico interessante per poi fare impianti di produzione. Come bene strumentale noi chiaramente utilizziamo gli ottimizzatori di tensione, ma sono, diciamo, dispositivi compatibili anche con quello che è stato presentato poco fa, quindi con i sistemi di BMS, e spesso è interessante anche integrare le tecnologie, perché a livello impiantistico si porta un'efficienza interessante e a livello gestionale, per fare, diciamo, quello che è il quadro completo e a livello anche di efficienza energetica più prestante, è opportuno, diciamo, gestire entrambe le situazioni. Quindi questo è quello che è stato realizzato, quindi con un investimento di circa 125.000 euro, con l'installazione di un ottimizzatore di tensione che vedete nel dettaglio con gli autotrasformatori, il bypass in caso di guasto che potete vedere nella zona bianca e le schede di gestione, e un fotovoltaico. C'è un contributo indicativamente del 45% con un rientro economico dall'investimento al di sotto dell'anno. Questo perché il credito d'imposta e il risparmio portato dall'ottimizzatore di tensione, oltre a quello che è l'energia prodotta dal fotovoltaico, consente di risparmiare un sacco di risorse destinabili a quelli che sono altri progetti di miglioramento e continuo efficientamento della struttura. Quindi il piano operativo in questo caso era 70 kW di fotovoltaico con l'inserimento dell'ottimizzatore di tensione, costo chiaramente per tutto quello che è l'iter burocratico della 5.0 e della gestione revisore dei conti, e questo, diciamo, è un piano di rientro di un intervento molto semplice e standard e realizzabile in poco tempo, diciamo. La peculiarità dell'ottimizzatore di tensione è che io posso fare un intervento di power quality in una giornata, perché l'unica cosa che va fatta è, diciamo, togliere quella che è la fornitura per qualche ora, tempo da consentire ai tecnici di allacciare l'ottimizzatore, perché chiaramente per poter efficientare tutto un sistema di approvvigionamento dell'energia elettrica, tutta la vostra fornitura deve passare attraverso il dispositivo. A livello pratico installativo, un ottimizzatore deve essere collegato a valle dal generale dall'impianto, si passa nell'ottimizzatore e dall'ottimizzatore si passa poi in distribuzione, in modo tale che c'è la possibilità anche eventualmente di bypassarlo in caso di guasto e rimanere sempre attivi con la fornitura. Per svolgere una fattibilità, tendenzialmente a- per un intervento di power quality e un progetto di innovazione, diciamo, per la 5.0, sono fondamentali quelle che sono le vostre richieste. Quindi le vostre utenze sono la base di partenza per qualsiasi tipo di impianto. Partendo da questo si può capire indicativamente un tempo di rientro e una fattibilità, diciamo, tecnica dell'operazione, e quindi capire eventualmente come spostare la parte cogenerativa qualora ci siano i presupposti e come spostare invece la parte di power quality e produttibilità energetica col fotovoltaico ed eventualmente pompe di calore dall'altra parte. Quindi grazie anche solo dalle 12 bollette annuali, noi come servizio, diciamo, interno, come servizio di studio tecnico relativo alla 5.0, possiamo fare, diciamo, una prefattibilità economica, tecnico-economica per l'operazione. Quindi questo è, diciamo, il percorso che noi proponiamo a quelli che sono i nostri partner e i nostri clienti ai fini della 5.0. Quindi un progetto che al netto di possibilità del cliente può portare a termine risultati di risparmio energetico effettivo intorno al 30%, di risparmio ai fini della norma dovuto dal bene strumentale 5.0 intorno al 7-8%. Quindi mediamente un intervento di power quality porta a un risparmio dovuto al credito d'imposta, quindi a una liquidità del 40% dal progetto di investimento. Quindi
questa, diciamo, è la panoramica di quello che GreenVat può dare come servizio, di quello che è il sistema di Power Quality a livello della 5.0. È un sistema integrabile con qualsiasi altro bene, quindi sia che si parli di software, sia che si parli di sistemi hardware, di gestione, di utilizzo dell'energia, di produzione dell'energia, di generatori, eccetera, perché sono sistemi che lavorano anche a livello bidirezionale, quindi posso gestire anche la produttibilità di un ambiente e quindi diciamo in generale il progetto di innovazione che possiamo fornire è questo. Se i tempi, l'ultima cosa, i tempi di realizzazione per questo tipo di intervento sono molto rapidi, perché chiaramente l'ottimizzatore è un intervento semplice e facile da installare. Gli interventi trainati, quali fotovoltaico e altri interventi, sono interventi variabili nel tempo e che dipendono molto dal tipo di struttura e dal tipo di applicazione che uno vuole dare. L'unico vincolo sono i giorni che il GSE utilizza per approvare le pratiche, tendenzialmente sono 4-5 giorni ai fini dell'approvazione, quindi dell'inizio dell'avvio del cantiere, dell'avvio dei lavori. Quindi io avrei finito quella che è la presentazione del Power Quality e dei sistemi GreenVat e vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Perfetto, grazie mille Andrea. Adesso, se ci sono domande, potete rivolgerle adesso ai nostri relatori, ad Andrea Brignore o Andrea Palamini. Fabio Borsato di Fedimpresa si è dovuto scollegare, quindi in caso potete scriverci a info@federalberghiveneto.it qualora avesse delle domande da rivolgere a Fabio. Spazio a voi. Qualora non ve ne fossero, possiamo salutarci. Ricordatevi che la registrazione sarà presente appunto sul sito assieme ai supporti slide. Non vedo mani alzate, non vedo messaggi in chat. Pertanto saluto tutti, vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie ai Grazie, presenti. grazie a voi Tutti. Grazie a voi. e grazie mille. Allora ci salutiamo. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Salve. Arrivederci. Ciao, Arrivederci. grazie. A presto.